arrivas. Qua c'è qualcuno che non ha sentito bene. Guarda che tira l'occhio. Guarda che tira l'occhio. Sto facendo finta di dormire. Perché aspetta che sia pronto. Per dopo alzarsi. La conosco. Mamma mia che spusa sta roba. Oh, qualcuno si è svegliato. Oh, qualcuno, come diceva Umberto Tozzi, eh? Lega cucchiaino, bello cane. Ah, che bello questo. Quest'altra parte? Che lei sa, cara, che finché non ha finito di leccare il cucchiaino, che le prime volte faceva finta, no, che non voleva finire di leccarlo, non arrivano le pappe, quindi puoi star qua a aspettare 3 ore di leccare il cucchiaino, non ti arrivano le papine? Ancora? Buono, mamma mia, mi riesco a tirargli 4 sciaffoni perché mi ispira, cavolo, sto cane massiccio. Sì, non sciaffoni a fargli male, però... Cepe! Cepe! Approfitta finché non ci sono i cassetti. E dopo dove metteremo il CP, mi dirai? Ah, è vero, aspetta. Buongiorno Italia, ho iniziato una puntata senza accorgermene, come sempre praticamente, solo che le altre volte dicevo buongiorno Italia, adesso così vado direttamente alla cazzo. Va bene, dai. Comunque, il giorno di San Casso che troverò, è finita l'epidemia coronavirus ovviamente, il portazaino che avevo su Scarosso, voglio quello identico, uguale, così qua ci sta lo zaino, qua la ciotolina di CP, qua apro raramente, cioè d'estate sì, magari apro spesso perché ci sono le t-shirt, ma vabbè insomma. Comunque là ci stava la ciotola di CP e quella dell'acqua è già finito, Gioia, beh sì, non era un caso, e quella dell'acqua la tengo davanti perché non so se avevo già fatto il discorso, beh adesso è buio, non so di un cazzo. Lì c'è la moquette, no, del lato guida, quindi lei quando beve, che quando ha finito di bere continua a sgocciolare, no, e non mi sporca in giro, vero CP? Che tu non sporchi in giro, Biela? Sei un cane igienico, sì, cara, a me vecchiota, guarda, sono tutta bianca, però CP racconta, ce la siamo voluta io e te, quanti giretti abbiamo fatto, dappertutto ti ho portata, bella tata, quanti ruscelli, quante nuotate, quanti mari, quante montagne, quanti giri in bici, cara, vero amore mio, sì? Oh, cara del signore. L'importante adesso che ho tutto autogestito, cioè già dal camper o comunque anche il tipo di sostentamento che riesco a darmi, no? Facendo dei lavoretti ogni tanto, riesco a starle anche vicino, quindi a viverla ancora più intensamente e diversamente, anche. Bella snappeta, cara. Andiamo a fare un giro? Ma sì, dai, un giro prima di dormire, ci vuole un giro. Ma sì! Or dunque, come si fa a fare giro CP? Si spegne luce, che sennò il consumo dopo mi arriva a boetta alta, hai capito? Si lasciano giù le ciabatte, si permutano con le scarpe, si prende il collare di CP, la vedo abbastanza giù, sai? Che è stata di nuovo, cioè non so se è stata malino, ma so che ha avuto diarrea, però non abbiamo sgarrato con l'alimentazione, CP. E neanche non ha mangiato da giro, quindi niente, adesso boh, quella là comunque pronta per lo CP. Prima di andare altre cose, prendiamo le chiavi, mettiamo in scassea, adesso apriamo qua, occhio che lei vuole scendere per prima, oblè. Chiudiamo l'habitation, tac, andiamo a fare giro di qua. Sì, so che te vuoi andare di là perché ci sono i gatti della Alessia di là. Ma non puoi mangiargli i gatti, non si può. Che tipa, dai. Mannaggia, sti cani.
Io potrei dormire dall'Alessia, no? Però col discorso coronavirus, no? Quindi tutto sto stress, sta agitazione che c'è in giro e anche lo stesso altrettanto stress e agitazione che ti dà il dovere stare in casa, l'Alessia è un po', hai capito, sulle sue. Io magari ci metto anch'io il mio perché ho anche smesso di fumare. E quindi niente, io sto in camper, cioè anche adesso che sono davanti a casa sua comunque sto in camper che sto da Dio, cacchio. Mi leggo i miei bei libretti, il mio bel lettino, sì, domani mi alzo all'ora che voglio. Ah, fantastico. CP, nuova moda fantastica del CP, lei caga sempre davanti al bidone dell'umido, eccezionale. Ma l'ha fatta sul giallino con della roba un po' trasparente sopra, tipo oggi. Adesso abbiamo finito quella scatoletta che secondo me, non lo so, adesso proviamo con altro. Ok CP, ci siamo, tu ci sei, ci siamo tutti, ok, molto bene. Prego signor CP, cara. Ah, che calduccio, senti che calduccio qua, eh? Ok, ho svuotato anche le squasse, quindi ricambio scarpe, mettiamo le mie bellissime pappusette elaborate, via in cesso, tac, entriamo, tac, accensione automatica delle luci, perfetto, più accensione manuale e ci laviamo le manine. Lava le manine, che c'è più mucchina che acqua dentro il serbatoio, se l'avevo fatto per pulire, diciamo, il serbatoio, che così i serbatoi. Adesso stiamo usando quello della Dinette che non ha il misuratore dell'acqua, quindi io non so quanta acqua c'è dentro dal pannellino digitale, no? Del pannello di controllo. Ecco anche me. Asciuga tutto quanto, voilà, eccola, boh, fatto, perfetto, via. Tac, vedi, è comodissima questa luce qua. L'unico difetto secondo me che ha quella luce è che quando sei in corsa può attivarsi e quindi si scarica, perché non è collegata alla corrente, hai capito? Perché si potrebbe fare anche col sistema che abbiamo fatto nell'armadio. Guarda, praticamente tu apri, si accende la luce da sola perché c'è sto sistema di accensione controllata tramite questi due picci che sono tipo quelli che si usano negli antifurti, per capirci, no? E quelli accendono e spengono, vedi, la luce. Però in bagno la luce è dall'altra parte, quindi avrei dovuto tirare una canalina, se no c'erano i cavi a vista, non mi piace troppi cavi, hai capito? Soprattutto in bagno. Buongiorno Italia, Madonna Italia, Italia. Che dormita. Aspetta che non useremo il singano anche dentro qua, che decapitiamo il singano. Tac. Buongiorno CP, buongiorno. Coda di CP, buongiorno. Coda di CP e CP. Coda di CP e CP. Riprese Van Life modello vecchi, cioè non più le mocche del caffè che acidifica, ok? Bensì artigiana al finocchio. Cioè, no, nel senso che c'è dentro un omosessuale, ma tisana al finocchio, nel senso che è l'infuso di finocchio con del succo di limone spremuto, vedi, questo io lo bevo sempre prima di andare a dormire e al risveglio, e sì, che ti alcalinizza e ti depura un po', in più il finocchio, cioè non l'omosessuale ma l'infuso di finocchio serve a diciamo tenerti sgonfio lo stomaco. Italia, c'è nuvolo, accidenti, va bene dai, nuvolo e nebbia, ho bisogno i miei pannellao scarichino. CP, andiamo a fare giro, poi freddolito il CP, cambio pepine. Fai quella faccia, guarda che sei te che mi hai svegliato alle 8 del mattino, sai Gioia? Mica io che mi sono alzato così presto. Sei tu che hai fatto sì, che avevi sentito un gatto o qualcuno? Dai. Ecco, sì, noi giriamo sempre di qua perché qua abbiamo visto i gatti l'altro giorno, allora sempre obbligatoria la tappa qui. Ferma lì, non vedi che c'è la strada? Semenia.
per non c'è nessuno in giro. Però abbiamo visto un gatto, uno con quello si tira su, perché la cacchetta non era mica tanto bella, era di nuovo chiara con quella cosa trasparente sopra. Ho visto il gatto, sì, che lei mangia sempre carne prima scelta e non ha mangiato extra proprio. Era il gatto, hai visto il gatto? Ah, quel gatto, ah, sti gatti, guarda sti gatti, un gatto nuovo quello, il grigio, pieno di gatti qua, è il quartiere dei gatti, guarda. Vedi? Sì, vedi il gatto dove c'è il cancelletto, è il gatto, ma sì, è il gatto, guarda che tipo, guarda che trema, guarda. Dai, andiamo, dai, guarda, sì, buon puccio che... È gatto, due gatto, hai visto? Là ce n'è un altro, è pieno di gatto, guarda, quanti gatto, è pieno, dai che andiamo. Guarda, ce l'hai anche, ah no, è andato via, porco cane, ce l'avevi comodo dalla finestra, adesso è andato via, maledetto gatto, a sociale. Dimmi, cosa c'è? Ah, volevi uscire? È ora di uscire, dai, usciamo. Vedi, mi chiama, è venuto a chiamarmi, mi ha appoggiato il musetto e dopo, prima di registrare, ha dato il colpo di muso verso la porta, come per dire, sto guardando la porta, dai che andiamo. Via. Andiamo, c'è l'urgenza di qua però. Porta pazienza! Aspetta, perché tanta fretta, ma bisogna scegliere anche il posto giusto, non è che scegliamo uno a caso così, No, era una pissatina, devi fare la pissatina, però era urgente andare fin qua in fondo per fare la pissatina, porca miseria. Ok cane, torniamo in quarantena, dai, hai pisciato, scagazzato, andiamo? Povera, è una tortura anche per lei, però non si può neanche esagerare, insomma, rischiare troppo. Cioè, nelle mie intenzioni c'è proprio il non rischiare minimamente. E dopo, per carità, vabbè che i cani non dovrebbero essere vettori di questa malattia del coronavirus, però accidenti, è sempre che si infratta a puntare il naso e pisciano e cagano tutti gli altri, porca miseria. Voi cani fate anche un po' schifo sotto questo punto di vista. Ok, ma sai che io questo dopo gli do una grattatina col detersivo, lo facciamo tornare nuovo anche quello, è così bello aver tutto pulito. Dimmi, non sei mai contenta? Dimmi. La luna spunta all'orizzonte. Guarda che però, guarda che simpatico, c'è da un vecchio guinzaglio, che roba, abbiamo tirato fuori uno nuovo di pacca, vai là, eccola bene, anche le maniglie all'interno e tutto quanto, ecco qua, guinzaglio nuovo, La gente qui non è molto attenta, però purtroppo stanno circolando degli zingari, approfittando di questa emergenza, diciamo che la gente è chiusa o non va, diciamo, nelle case vacanze, no? Quindi le case vacanze sono libere, perché me ne sono trovati due sotto la finestra del camper che parlavano, appena mi hanno visto mi hanno detto oh, ciao amico, hai accendino, no? Hai capito? E dopo sono andati avanti guardando un po' dentro le case, ma li vedevi proprio che facevano così. Purtroppo qua non è affatto sicuro stare in camper. Amore, amore, amore. Caro GP, che faccia che è, lo so amore, ci rompiamo il cazzo, ti pare che io non mi rompo le scatole sempre qua dentro? Ciao dai, noi abbiamo sì 4-5 giretti al giorno, così quei 100 metri qua davanti proprio per far la pipì, però gioia, Eccolo!
Vai sigari!